La previsione che abbiamo è una previsione positiva, legata anche all'alta partecipazione che c'è stata alle assemblee unitarie preparatorie di questa mobilitazione. Una mobilitazione che parte da una richiesta di avvio di rinnovo del contratto nazionale, contratto che è fermo e che ha visto dal 2007 a oggi un unico rinnovo del 2018. Oggi serve nuovamente intervenire, rinnovare il contratto, mettere nuove risorse nel comparto dell'istruzione e della scuola e soprattutto togliere dal decreto legge 36 del 2022 quelle tematiche che hanno a che fare con la contrattazione, che invece senza un confronto con chi opera nella scuola è stato emanato nei giorni scorsi. Le parti, i sindacati della scuola, i lavoratori e le lavoratrici di tutto il comparto dell'istruzione hanno diritto a salari che si avvicinino a quelli degli altri dipendenti pubblici, ai salari europei. La formazione deve essere riportata nell'ambito dell'autonomia scolastica e delle scelte dei collegi dei docenti. Serve rivedere il numero di alunni per classi, serve rivedere i numeri di alunni che possono dar vita a un'istituzione scolastica che oggi vede poche grandi sedi scolastiche riunite sotto un'unica dirigenza. Serve rivedere i criteri di definizione degli organici, tanto del personale docente quanto del personale ATA, altrimenti quella scuola di qualità di cui si parla e di cui il governo parla sarà un miraggio per i nostri studenti e per le famiglie.